La loggia del Lionello come scenografia iniziale di questa nostra trasmissione. Benvenuti a tutti, ci troviamo a Screenshot, appuntamento, l'abbiamo detto anche durante il corso del telegiornale, per gli amanti soprattutto del basket, perché oggi parleremo di APU. Parleremo dell'Associazione Pallacanestro Udinese perché ci sono tantissime novità. Noi ci troviamo in via Mercato Vecchio, lo avete sicuramente capito, ci metteremo qua nei dintorni di questa meravigliosa via rinata al Metropolis Urban Style, che è il nuovo bar di via Mercato Vecchio, un po' la porta, e noi intervisteremo oggi i protagonisti dell'APU. Li potrete vedere subito direttamente con la nostra telecamera grazie a Gian Domenico Ricci. Da una parte Alberto Martellossi, che è il vice allenatore di Bonicciolli, lo chiamiamo così, l'assistant del nuovo coach e oltretutto direttore dell'area tecnica, e poi c'è Vittorio Nobile, che è il giocatore un po' simbolo di questa squadra, insomma, friulani entrambi innanzitutto. Allora, Martellossi, buonasera, grazie per essere venuto da noi, ospite della nostra trasmissione. Per lei è un ritorno, perché 2018-2019 nella stagione, meglio nel 2019, aveva allenato dopo Cavina, non è riuscito nell'impresa di portare l'APU in Serie A come allenatore, però insomma era stato anche un miracolo, insomma, trovarsi nei playoff in quel momento. È tornato con una doppia veste. Come si fa a rivestire questo doppio ruolo? Sì, certamente è una situazione particolare perché è abbastanza innovativa, è una proposta innovativa. Mi interessava rimanere nell'area tecnica perché è stata la mia vita per 30 anni e mi interessa ancora di più poter lavorare a contatto con un coach di livello come Matteo Bonicciolli. Però al tempo stesso questa è un'esperienza che mi intrigava, che si va a collegare anche a tutto ciò che ho fatto negli anni scorsi, perché tante volte, diciamo, mi sono ritagliato a pennello il ruolo di coach manager, nel senso che mi occupavo direttamente delle operazioni di mercato e tutto, e quindi direi che metterla a servizio della propria città, direi che forse ci dà uno stimolo ancora maggiore, ecco. Però a parte questo mi permetto anche di dirti che mi hai dato un po' con questo invito un colpo notevole anche al cuore, nel senso che fare una serata così, una location splendida come quella di Piazza Udinese, insomma, esatto, che vede un'Udine pedonalizzata con tanta gente, insomma, dà orgoglio. Insomma. Quindi pensare che queste strade le percorrevo da bambino con i miei genitori, adesso esserci dopo tanti anni così al centro anche dell'attenzione, anche grazie a voi, sicuramente non è banale, quindi mi fa ancora più piacere sottolinearlo. Con Vittorio Nobile parleremo più tardi, cercheremo un po' di capire cosa vuol dire anche per un giocatore essersi fermato a metà stagione sostanzialmente, però volevo continuare con lei, Martellossi, per chiedere, oltre a questo doppio ruolo, come si riesce a farlo coincidere anche, diciamo, cioè, capisco il suo interesse nel poter fare appunto direttore dell'area tecnica, ma anche il vice di Bonicciolli peraltro è una persona vulcanica. Sì, beh, diciamo che ora è ovvio che le nostre maggiori attenzioni, le mie maggiori attenzioni sono concentrate sulla costruzione della squadra e sulla costruzione dell'organizzazione, perché non dimentichiamo che è altrettanto importante, perché a mio avviso una squadra può rendere al meglio solo se è supportata da una vera organizzazione. Quindi per ora sono veramente molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, dei collaboratori che abbiamo scelto, qualcuno annunciato, qualcuno non ancora, ma però abbiamo messo una struttura in piedi, una struttura intrigante, interessante, di cui Udine può e deve andare orgogliosa in base anche a quello che è stato il passato della storia della pallacanestro udinese. Poi dopo è chiaro che c'è l'aspetto costruzione della squadra, che è altrettanto importante, quindi mi vede per molto tempo al telefono, mi vede per molto tempo in Skype, insomma con vari contatti, e quindi cercheremo di rendere la squadra più efficiente possibile, speriamo entro un mese. Di friulani? O regionali, chiamiamoli così, insomma, del Friuli Venezia Giulia. Avete già una copia di stazza, quindi e non è l'unica, no? Ne abbiamo anche altri. No, insomma c'è Antonutti, ce ne sono altri, insomma, lo staff che si sta creando intorno, insomma. Certo, no, a parte gli scherzi, è ovvio che questo è il momento in cui, dopo aver dato una radice, penso, solida a questa struttura, dobbiamo pensare di personalizzarla, renderla efficace e guardare anche al talento. Quindi la nostra
visuale deve essere ampia, ovviamente su tutta l'Italia, ma anche all'estero nella scelta degli stranieri. Senta Martellossi, cosa si ricorda della stagione, quella del 2018-2019, quando è subentrato? Le è un po' dispiaciuto quel finale un po' amaro con Biella? Sì. Lei torna qua anche per una sorta di rivincita? Beh, sicuramente, anche un ruolo diverso, mi spiace non aver ottenuto qualcosa in quel ruolo lì, ma certamente darò il massimo in questa abbinata di ruoli per cercare di stare più in alto possibile. Ma il ricordo sensazionale è stato quello di un semi-esordio, prima partita in casa contro la Fortitudo, quindi una partita straordinaria di alto livello, giocata davanti a un pubblico pazzesco che non era usuale per me vedere nemmeno dai tempi precedenti della Snaidero o addirittura Fantoni Mobiam di quando io iniziai a seguire la pallacanestro. Quindi preferisco mantenere quel ricordo lì, poi dopo certo. È chiaro che ci sono stati dei momenti meno belli, c'è la cavalcata ai playoff è stata interrotta da, secondo me, una bravura degli avversari notevole, ma ovviamente da tanta sfortuna sicuramente. È esaltante avere un pubblico però così tanto sempre numeroso che incita la squadra in ogni momento, anche nei momenti di difficoltà. Cioè, il pubblico friulano non è amante solo di calcio, specifichiamolo, cioè amante proprio del basket e ha riscoperto questa sua versione dai tempi della Snaidero che furono la portata avanti, insomma non si è mai perso questo orgoglio. Sì, questa non è una città banale, è una città di sport che va stimolata nel modo giusto. Io ho seguito a lungo il calcio nei momenti di esaltazione, nella presenza di Zicco, ho seguito ovviamente la pallacanestro nei momenti migliori, nei momenti più bui, però sentivi che cioè, l'idea, la sensazione è che la radice è sempre ben presente. Devo dire che devo dare merito alla società per il lavoro che ha fatto negli anni passati, perché le presenze al palazzetto sono numerose, ma al di là delle presenze, che ovviamente speriamo di ritrovare ancora più numerose prima possibile, visto queste problematiche con cui stiamo dibattendo, però quello che mi ha colpito è proprio l'interesse latente in città, le persone che ti fermano, le persone che ti salutano. Ecco, vi assicuro che non è una situazione frequente, non lo era negli anni scorsi e mi fa piacere quindi in questo momento ancora di più esserne partecipe. Udine è una piazza che si merita la massima serie, secondo lei? Dunque, allora, sicuramente... Perché questa è una domanda, poi mi dà la possibilità di chiedere la domanda successiva, che è un po' più complicata forse per il futuro. Ma dal punto di vista dell'impegno societario non c'è dubbio, ho avuto l'occasione in questi primi giorni di conoscere, ovviamente di ritrovare volentieri il presidente Pedone, ma di conoscere molti altri nuovi componenti del CDA, persone entusiaste che daranno un contributo veramente notevole a livello di energia e anche di denaro. Quindi questo è un fattore, la storia della pallacanestro Udine è un altro fattore importante. Mi piacerebbe riprendere prima possibile questo discorso anche con voi se lo vorrete, ricordare molto la pallacanestro del passato, perché non ci può essere un buon futuro se non c'è la certezza delle radici del passato e il rispetto delle radici del passato. Questa forse è una cosa che è un po' mancata negli ultimi anni nei confronti della storia della pallacanestro udinese, delle persone che hanno fatto la storia della pallacanestro udinese. E quindi diciamo tutto questo rende gradevole la possibilità di guardare al futuro con la testa, con gli occhi verso l'alto. È ovvio che forse maggiormente rispetto al calcio l'impegno Serie A è molto complicato dal punto di vista economico, è un salto non facile, anche perché noi non abbiamo salvagenti economici come le televisioni a livello calcistico. È un altro tipo di mondo, diciamo, un mondo probabilmente un po' sottovalutato, esatto, anche da questo punto di vista. Qui sono tutti sforzi tra virgolette prodotti in famiglia, quindi vanno ancora più apprezzati. Senta, questo mi dava la possibilità appunto di fare una domanda successiva, parzialmente mi ha anche un po' risposto. Nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata, sappiamo che Verona ha rinunciato, dovesse arrivare una chiamata a Udine direttamente, prendessero il telefono e chiamassero Pedone, non direttamente lei ma non lo so, e gli chiedessero Udine è disponibile a fare la Serie A, secondo lei, fin da subito, secondo lei
è attrezzata per poterlo fare questa squadra, attrezzata non solo dal punto di vista dei giocatori ma proprio a livello anche economico e sportivo e strutturale, insomma. Allora, mi verrebbe più facile darvi il numero del presidente Pedone e girare la domanda a lui. Ovviamente, però diciamo che però magari ci sta ascoltando. Sicuramente, prova ad anticipare qualcosa. Io credo che effettivamente nel giro di 48 ore potrebbe giungere un interessamento da parte della Lega e noi guarderemo con attenzione e con rispetto quello che ci verrà proposto. Le difficoltà sono quelle che ho elencato prima. Io credo che il problema della squadra è il minore, perché effettivamente attualmente non abbiamo ancora un organico folto e preparato e quindi si è aperti a tutto, ma viceversa quello che voglio sottolineare ancora rispetto a prima è che ho già trovato un'organizzazione, anche un entusiasmo, abbiamo creato un'organizzazione che è in grado di andare ad affrontare qualsiasi battaglia e questo mi rende particolarmente fiero. Allora, spazio alla pubblicità, poi riprenderemo parlando anche con Vittorio Nobile che qui è in attesa al fianco di Martellossi, però ovviamente chiederemo anche a Martellossi come pensa di organizzare, come si pensa di organizzare il futuro di questa squadra, quali potrebbero essere i nomi, insomma, anche se siamo in completo, non calciomercato ovviamente, ma basket mercato. Ci vediamo tra pochi minuti. Eccoci tornati in onda per Screenshot, puntata dedicata al basket, puntata dedicata all'Apu. In questa location ci troviamo al Metropolis Urban Bistro, appunto dove abbiamo dedicato questa puntata direttamente a due protagonisti importanti del basket friulano, dell'Apu. Da una parte avete già sentito nella prima parte Alberto Martellossi e adesso è il turno di Vittorio Nobile. Buonasera a tutti. Allora, Vittorio, fresco di contratto triennale se non sbaglio e quindi hai cucito nel petto praticamente Udine. Dopo una parentesi di Reggio Calabria se non sbaglio sei tornato qua e adesso hai questo contratto, sei giovanissimo peraltro se non sbaglio 25 anni, quindi... Sì. Giovane sì, per il basket no, perché insomma per il mondo in cui chiederemo vivo... dopo a Martellossi se è vero che a 25 anni non si è giovani, a me viene male a sentirlo dire una cosa del genere. È così che nella pallacanestro insomma si è giovani fino al massimo a 20 anni ovviamente, quando inizia a fare le prime esperienze con le prime squadre, quindi vuol dire che non ha più alibi sostanzialmente sì. E devi dimostrare tutto adesso nei prossimi 3 anni. Assolutamente, sì. Questo ti rende orgoglioso questo contratto? Certo, io sono nato qua, insomma a pochi chilometri, sono un ragazzo friulano e dal primo momento in cui sono arrivato qua ho sentito veramente il calore della gente, non come tifo normale, nel senso era la mia gente, quindi la voglia di dimostrare, la voglia di fare bene è veramente grande. Ovvio che non basta solo la voglia, serve la capacità tecnica e tattica, insomma per stare a alti livelli bisogna comunque essere pronti, essere disposti al sacrificio personale per la squadra, insomma la pallacanestro è uno sport bellissimo a mio avviso e dove veramente il gruppo... Detto che è un po' sottovalutato, no? Anche parlando di Martellossi non abbiamo i mezzi che ci sono nel calcio, con tutti gli sponsor che magari ci sono, che girano anche intorno a voi giocatori, ma anche di diritti televisivi, forse un po' che dovrebbe andare rivalutato, per quello poi ci sono tante rinunce o squadre che vanno in crisi. Sì, è un peccato che ci sia questo abisso tra il calcio e il basket, seppur sono sport seguiti dalla gente. Come dicevate anche prima, Udine non è una città solo di calcio, anzi in questi anni si è visto con la riapertura del Carnera, ma anche prima quando... Quasi ci vorrebbe un palazzetto in più. Più grande, magari. Non mi dispiacerebbe, no, ecco, non mi dispiacerebbe avere un palazzetto più grande. Assolutamente no, anche perché le ultime partite qua c'era sempre tutto esaurito, c'era solo i posti riservati agli ospiti che erano quasi pieni anche quelli. È veramente un palazzetto bello, ti fa sentire il calore della gente perché comunque è piccolo, cioè nel senso sono tutti vicini, senti proprio... una bomboniera, insomma. Sì, un po' una bomboniera, come era quando abbiamo vinto il campionato di Serie B, che era
nell'altro palazzetto dove ci stiamo allenando adesso. Tu peraltro sei l'unico dalla Serie B che potrebbe fare, facendo gli scongiuri, un doppio salto eventuale, insomma. Esatto, ecco. Sì, sono l'unico rimasto di una grandissima squadra che siamo tutt'oggi in contatto e insomma erano veramente delle grandi persone e potrei nominarteli tutti, ma certo. insomma... Nobile, cosa è mancato magari quest'anno? È stata una stagione un po' altalenante, sì, fino al coronavirus ovviamente, ma cosa è successo? Sì, allora, secondo me la massima forma che avevamo era quando è stato bloccato tutto e questo è un gran dispiacere, Cioè, perché vi sentivate bene in quel momento? Sì, eravamo pieni di fiducia noi, ma anche fisicamente stavamo bene, perché dall'inizio fino a un mesetto prima abbiamo sempre avuto problemi fisici, abbiamo avuto difficoltà ad allenarci. Fin dalla seconda giornata Sì, ecco, veramente a turno tutti quanti, anche più di uno è stato fermo per infortuni che ovviamente succedono, nello sport succede, ci sono sempre difficoltà. Ne ho vissute parecchie l'anno prima, quindi so cosa vuol dire vivere nelle difficoltà e secondo me ci è mancato veramente il più bello, perché finiva il campionato, mancava una giornata per finire il campionato, ci sarebbe stata la fase orologio e poi i playoff. Che dopo un campionato tutto a sé, Sì. Cioè nel senso lì i valori si equivalgono in quel momento perché sono partite secche, quindi può accadere di tutto. Assolutamente, il playoff c'è una tensione emotiva totalmente diversa, sai che al meglio delle 5 devi vincere, quando arrivi magari alla gara 5 lì la tensione è veramente alta e poi noi come squadra conosciamo tutti gli altri giocatori, cioè tra le squadre ci conosciamo, sappiamo le tattiche, sappiamo i giochi, sappiamo le caratteristiche individuali di uno piuttosto che dell'altro, si fanno scelte tattiche, sì, è difficile giocarci. Quindi potevate insomma puntare a qualcosa, cioè potevate puntare alla promozione secondo te? Assolutamente, perché no, nel senso eravamo lì e giochiamocela. Però non sono mancate anche le delusioni, qualche attrito insomma, qualche volta in qualche partita? Beh, abbiamo passato anche dei periodi no, perché alla fine se vai a guardare il record di vittorie e sconfitte abbiamo perso delle partite insomma sulla carta facili, ma appunto perché lo sport e soprattutto la pallacanestro veramente si gioca in 40 minuti e può cambiare da un momento all'altro, purtroppo abbiamo perso, però insomma secondo me è rimasta comunque positiva come stagione. Senti, volevo chiedere un po' sul tuo ruolo, Sì. cioè play, guardia, che cosa c'è? Non so, no, non è un misto pesce o un misto carne, cioè nel senso vorrei capire dove ti senti meglio. Sì, allora ti rispondo così. Sì. O dove ti vedresti meglio con Bonicciolli e Martellossi? Allora, io avevo cominciato a giocare praticamente solo da playmaker con Lino Lardo, qua all'Apu, sia dalla Serie B che in Serie A2. E sono andato giù a Reggio Calabria dove, te la faccio in breve, giocavo dall'1 al 4, però vabbè, quello era un altro campionato, era tutta un'altra cosa, un altro mondo. E l'anno scorso invece con Coach Ramagli vedeva in me un giocatore diverso, cioè un giocatore che poteva fare tutto e cambiare chiunque, diciamo, ovviamente degli esterni. Potevo giocare dall'1 al 3, quindi aiutare a portare sulla palla. Dove ti sentivi meglio? Io sono sempre stato un playmaker, comunque dentro mi sento un playmaker perché non vedo tanto la voglia di concludere l'azione, ma quanto di crearla perfetta. Questo è il mio sentimento. Ha sentito Martellossi? Sì. Non so se era... No, possiamo passare il microfono un momento, solo un secondo a Martellossi. Se ha sentito bene, magari era un piccolo messaggio per dire... Allora, Vittorio è un creativo, quindi noi dobbiamo usarlo come un giocatore creativo e però al tempo stesso solido nella sua natura, probabilmente mi permetto di dire anche nella natura di una persona friulana, e quindi i campionati o comunque le vittorie si ottengono con la solidità in questo campionato qui, quindi conteremo molto su di lui indipendentemente dal ruolo che è assolutamente marginale.
Poi continua, cioè sì, Sì, non, no, ti ha risposto avuto... non ti ha risposto direttamente. Giusto così, insomma ho avuto già un paio di colloqui anche con il coach Bosnicciolli dove ci siamo scambiati delle idee, le sue idee, le mie idee, insomma mi sto trovando per il momento molto bene e avanti, cominciamo a lavorare. Cosa vuol dire fermarsi a causa del coronavirus? Purtroppo adesso scalpiti immagino, cioè è difficile poi recuperare la forma fisica anche se continuate gli allenamenti. Sì, allora per me fare questo, fare la pallacanestro come lavoro è la miglior cosa che mi possa capitare perché è una mia passione. Chiunque, non tutti possono lavorare tramite la loro passione, quindi una pausa forzata, un arresto così dall'oggi al domani, perché alla fine è successo così, è difficile. Magari poteva anche sembrare bello all'inizio, che dici un po' di pausa, mi rilasso e poi ricominciamo, solo che questo nuovo inizio non è mai successo perché è stata stoppata la stagione, da lì in poi mai più ripresa. E quindi adesso la voglia c'è, la voglia di stare in palestra ore e ore c'è perché insomma mi è mancata, ha sempre fatto parte di me da quando ero piccolino, quindi ho proprio voglia di stare lì, giocare con la palla, trovare nuovi compagni. Mi piace creare gruppo, mi piace stare in un gruppo vero. Grazie Nobile. Allora, questi ultimi 2 minuti li dedichiamo nuovamente a Martellossi, il quale nel fuori onda sta facendo foto di qua e di là perché è proprio innamorato della piazza. Lo riveliamo ai nostri telespettatori, si è innamorato di questa via, di questo locale, no? Quindi è contento. Bella location, bisogna fare veramente i complimenti ai nuovi proprietari. Senta, no, quello che volevo chiedere, a parte gli scherzi, abbiamo capito che il senso della squadra è fondamentale, l'ha detto anche Nobile. Su come verrà costruita la squadra, considerato che Nobile e Antonutti sono 2 pilastri insomma, della formazione? Allora, cosa punterete? Cosa manca? Diciamo adesso? che 2 giocatori importanti li hai già nominati, per adesso, visto che come puoi ben immaginare non siamo ancora in momento di annunci, però ci stiamo dedicando molto al reparto dei giocatori esterni, dei giocatori piccoli che poi sono quelli che reggono le sorti di tutta la squadra. Quindi spero a ore, insomma, in qualche giorno di poter dare la conferma anche di Andrea Amato che si è trovato molto bene con noi, con cui abbiamo discusso di un nuovo aspetto tecnico molto interessante e che si è allenato anche con noi in questi giorni e credo che sia il passaggio più vicino, come anche dovrebbe essere molto vicino all'acquisizione di un playmaker, per cui diciamo così completiamo l'opera con 3 giocatori di assoluto livello come Vittorio, Andrea e un playmaker che possano essere costruttori del gioco, vicino magari anche a un americano che possa avere anche preponderanza fisica per andare verso ruoli esterni. Questo è un po' l'impianto della base di squadra. Senta, l'ultima cosa che le chiedo, non c'è qua Bonicciolli, ma no, lei ci parlerà ogni giorno immagino, è carico, Assolutamente. è caricatissimo in questo momento. Assolutamente, io ho avuto veramente il piacere di vedere questi giorni poco perché poi ero impegnato anche in altre cose, ma ho visto ovviamente una parte tecnica interessante, ho visto cura del dettaglio e poi una carica agonistica e una determinazione già sin da ora rilevante. Gli occhi dei ragazzi erano sempre molto attenti, però questo me lo aspettavo, quindi voglio veramente sottolineare che stiamo impostando un lavoro di squadra, organizzazione come abbiamo detto prima, staff tecnico e adesso cominceremo anche a curare ancora di più un aspetto preponderante che deve essere quello del settore giovanile, da cui ripartiremo con una rinnovata collaborazione con l'UBC che tra l'altro è stata la mia alma mater e che ho piacere quindi di ritrovare in questo momento della carriera e di aiutare ancora di più nella crescita. Bene, grazie Martellossi, grazie Nobile per essere venuto in trasmissione qui in diretta a Udine, ringrazio a tutti voi telespettatori, Screenshot torna la prossima settimana, solito triplice appuntamento, mercoledì, giovedì, venerdì 19:45, grazie, arrivederci.